Benvenuti, oggi è domenica 25 agosto 2024. Il sole sorge alle 6:24 e tramonta alle 19:40. La luna sorge alle 22:59 e cala alle 13:01. Oggi si celebra San Luigi IX. Il nome Luigi ha origine tedesca e significa glorioso combattente. 25 agosto in Uruguay è la giornata dell'indipendenza ottenuta dal Brasile nel lontano 1828. I festeggiamenti iniziano la notte del 24 agosto con la festa notturna più importante dell'Uruguay, chiamata la Noche della Nostalgia, ossia la celebrazione della nostalgia, il ricordo di un passato migliore, e continuano fino al 25 agosto. Assieme a Natale e Capodanno, quando in questo emisfero inizia la stagione estiva, questa celebrazione raccoglie tantissima gente e si caratterizza per coinvolgere tutte le età, soprattutto i più adulti, i quali chiaramente incarnano alla perfezione lo spirito originale, ricordando i vecchi successi. Sono 54 le candeline per l'attrice e modella tedesca Claudia Schiffer. La sua carriera raggiunge l'apice negli anni 90, sia per la bellezza che per la straordinaria somiglianza con Brigitte Bardot. Tra le modelle più famose e più ricche del mondo, nel 2010 annuncia il ritiro dalle passerelle, restando nell'ambiente come creatrice di una linea di capi in cashmere venduta in tutto il mondo. Festeggia 42 anni l'ex ministra siciliana Lucia Azzolina. Iscritta al Movimento 5 Stelle, ha guidato il Dicastero all'istruzione dopo le dimissioni di Lorenzo Fioramonti nel governo Conte bis dal 10 gennaio 2020 al 13 febbraio 2021, in piena pandemia. Infine, oggi compie 56 anni l'attore ed ex modello israeliano Raz Degan. Diventa popolare in Italia come protagonista di diversi spot televisivi, poi intraprende la carriera di attore, recitando in produzioni italiane e statunitensi, una su tutte il film Prêt-à-porter di Altman. Nel 2017 vince con l'89% di preferenza al televoto il reality show L'Isola dei Famosi. Dal 2002 al 2015, anche se con diversi periodi di crisi, ha avuto una discussa relazione con la showgirl Paola Barale. Al cospetto del Senato veneziano, lo scienziato Galileo Galilei mostra il funzionamento del primo telescopio rifrattore della storia. È il 25 agosto del 1609. In realtà esistevano altri telescopi di fabbricazione olandese che Galileo aveva perfezionato notevolmente, cercando di aumentarne la capacità di ingrandimento. La vera rivoluzione in realtà sta nel suo primo utilizzo astronomico, che consente a Galileo di fare scoperte scientifiche importanti, dai paesaggi della Luna ai satelliti di Giove, fino alle macchie solari. Ma sapreste dire quanto è lontano l'orizzonte? Prima di tutto dipende da dove ci si trova. A livello del mare dista circa 5 km, ma dalla cima dell'Everest la distanza diventa di 335 km. L'orizzonte infatti non è un limite preciso, è definito come il punto fino a dove riusciamo a vedere, perché poi la curvatura della Terra ce lo impedisce. Pianeti più piccoli della Terra hanno orizzonti più vicini a chi li osserva. Pensate al Piccolo Principe che nel suo mondo riusciva a vedere tantissime volte il tramonto semplicemente camminando. Buona domenica ai 12. Oggi Venere ci stupisce perché inizia a formare un bellissimo trigono a Plutone e a Urano. Quindi vorrà tutto di nuovo più intenso e passionale nello zodiaco. Vediamo i segni zodiacali se sono d'accordo. Ariete, decisamente sì, visto che anche se non sono aspetti che vi toccano direttamente, c'è un rimando, comunque un suggerimento da parte di Nettuno che vi vuole un po' più sognatori, passionali ed intensi. È comunque il secondo giorno di un weekend da favola che state trascorrendo, quindi godetevelo perché tra un po' gli astri vi vorranno
tornano di nuovo al lavoro. Toro, ottimo per voi proprio perché finalmente Venere riesce a stabilizzare Urano e a dare delle buone notizie. C'è anche la Luna questa domenica nel vostro segno zodiacale, quindi godetevi un sogno d'amore, è assolutamente la passione che Plutone pretende. Gemelli, oggi è una giornata in cui Venere comincia ad affievolire gli aspetti di quadratura con Giove e Marte, mentre ne stabilisce di nuovi con Plutone e Urano, il che ha un effetto un po' di ammorbidimento sul vostro segno zodiacale. Mercurio, tra l'altro, entra in diretta connessione a Giove e Marte, il suo moto retrogrado, per un attimo sembra un po' rianimarsi dalla sua assenza, quindi oggi potete anche dire qualcosina in più. Cancro, è una giornata oggi che prevede una luna splendida ed amica, ma ben altri sono gli aspetti che nello zodiaco vi faranno gioco, soprattutto in amore e nella passione. Torna per voi il momento di essere seduttivi e di essere anche fortemente accattivanti rispetto ad un partner che riuscite sempre a ricondurre alla profondità dei vostri occhi. Leone, giornata oggi che ha una luna di quadratura e che vi fa ancora sentire un po' stanchi, ma la buona notizia è che Mercurio si riattiva parzialmente con un sestile a Giove e una a Marte, quindi oggi la vostra parola potrà molto, forse dovrete scrivere un po' o comunque mandare delle mail di risposta al lavoro. Vergine, giornata molto fortunata per voi oggi, proprio perché Venere finalmente ha deciso di essere quanto più utile possibile, proprio perché aggancia un bellissimo trigono con Plutone e una ad Urano. Quindi tecnica, energia, passione, seduttività sono tutti dalla vostra parte. Giocate intensamente il ruolo di Venere senza chiedervi troppi perché. Bilancia, una Venere che si avvicina sempre più ma che oggi prende delle decisioni storiche, visto che è in trigono a Plutone che la rende molto seduttiva e affascinante, ma anche ad Urano, quindi ad una presa di posizione che ha a che fare con la vostra indipendenza e col vostro benessere, che torna ancora una volta a essere il protagonista delle vostre azioni e della vostra volontà. Scorpione, tutti questi giochi planetari vi fanno sentire un po' fuori dai giochi, questo è l'effetto di cui è responsabile la Luna in opposizione in Toro ai vostri gradi, ma la buona notizia è che la bella Venere crea un bellissimo trigono con Plutone e quindi vi fa sentire assolutamente di nuovo in carreggiata, ed è proprio il maestro dei vostri gradi, seduttivo, fascinoso e carismatico, che vi farà passare un weekend da favola in termini amorosi. Sagittario, per voi rimane sempre fortemente presente l'opposizione Giove-Marte, anche perché Giove è uno dei vostri pianeti. Il sistema planetario di angoli però crea tutta una serie di reticoli molto interessanti intorno a voi, insomma ci sono delle buone occasioni, basterà solo saperle riconoscere. Capricorno, una giornata assolutamente bellissima per voi, proprio perché i giochi planetari sono tutti dalla vostra parte. Plutone, Urano e Venere tutti perfettamente in trigono. Avete anche la benevolenza di Nettuno, per quanto alcuni di questi pianeti siano retrogradi, questo reticolato di aspetti li attiva e li rende assolutamente degli strumenti efficaci per farvi passare un weekend intenso e passionale. Acquario, anche per voi questi aspetti sono decisamente molto ma molto interessanti, proprio perché dinamizzano un po' di cose nello zodiaco, e anche il vostro Urano prigioniero nel regno del Toro, ma alla fine dei suoi gradi risulta un po' più comunicativo, ed è proprio la sua alleanza con Plutone che oggi lo rende prezioso. Oggi prenderete delle decisioni molto importanti o finalmente addiverrete alla soluzione di qualcosa a cui tenevate molto, pronti a partire. Pesci, giornata oggi che coinvolge un po' tutta la ruota planetaria, ma anche voi con un Saturno stimolato dalla Luna che vi riporta alla dimensione affettiva, mentre invece Venere dalla sua distanza in gradi vi ricorda che c'è comunque un'ottimizzazione ancora possibile da raggiungere. Un incontro fortunato oggi potrebbe rappresentare la soluzione a un problema. Con
Con la cerimonia di apertura il 25 agosto del 1960 partono i Giochi Olimpici di Roma, grande impresa italiana, non solo sportiva, in pieno boom economico. Vi partecipano 83 nazioni, l'Italia sarà la terza nel medagliere finale con 13 ori, 10 argenti e 13 bronzi. Avete mai sentito il detto "a fish out of the water"? In italiano corrisponde a sentirsi un pesce fuor d'acqua. Si usa quando ci si sente fuori posto o a disagio in una situazione o ambiente che non ci è familiare. Ma sapete una cosa? Succede a tutti di sentirsi così qualche volta nella vita. Ciò che conta è adattarsi anche a nuovi contesti. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il re di Baviera, Ludovico II, muore in circostanze misteriose nel lago di Starnberg insieme al suo psichiatra, annegato nel tentativo di salvarlo. Ludovico II ha molti nemici, tra cui ministri e politici che lo criticano per la sua incapacità di governare. Dopo una lunga reggenza, una commissione medica guidata dallo zio lo dichiara pazzo senza nemmeno visitarlo e lo destituisce, relegandolo in un castello a sud di Monaco. Il giovane re, salito al trono a soli 18 anni, vive con la paura delle malattie mentali che hanno colpito la sua famiglia e tormentato dai sensi di colpa per le sue relazioni omosessuali. Ma ciò che gli vale il soprannome di re pazzo sono le sue spese esorbitanti per la costruzione dei castelli, tra cui il più famoso situato a 965 metri di altitudine. Ci salutiamo con la frase del giorno ed è il pensiero della morte che infine aiuta a vivere. E per vivere appieno dovete essere sempre curiosi, quindi seguiteci anche domani per scoprire altri spunti ed informazioni. Buona domenica dalla vostra Martina.